Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Partiamo subito da una mappa a circa 5500 metri per vedere cosa accadrà nel fine settimana incentrato alla volta di domenica. Potete notare come dal nord Europa scenda una sorta di lingua di colore azzurro proprio verso l'Europa centrale, lambirà appunto l'Italia, e questa sarà una saccatura che ai noi comprometterà il tempo anche nei prossimi giorni, seppur non sempre in maniera pesante. Partiamo da venerdì, quando ci saranno già delle nubi della mattinata che porteranno delle precipitazioni, dapprima sulle zone montuose sotto forma di piogge, rovesci e anche temporali, per poi scivolare sulle aree pianeggianti soprattutto nel corso del pomeriggio. Le temperature massime sono previste in calo. Alla volta di sabato la mattinata sarà anche discreta, poi nel corso del pomeriggio ci saranno sempre degli acquazzoni temporali sulle zone montuose che potranno anche sconfinare su alcune zone pianeggianti. Domenica si partirà sempre bene nella mattinata con bel sole, temperature meno calde rispetto a questi giorni perché affluirà dell'aria più fresca dai quadranti settentrionali, però ecco nel pomeriggio inizieranno sempre delle attività temporalesche nelle zone montuose che nel tardo pomeriggio sera potrebbero scivolare sulle aree pianeggianti, e poi nel corso della prossima settimana, probabilmente a partire da metà della prossima settimana, sembra probabile un nuovo peggioramento del tempo. Con ora conclusa, auguro a voi tutti un sereno fine settimana.